Euroregione.news. Finita la stagione bella, inizia quella migliore? Dal mare alla montagna il turismo rappresenta il motore economico della regione. Sentiamo l'assessore di Lignano Brini e il project manager Firmani. Sì, le cose rimangono come sono adesso, la stagione non sarà pari a quella del 2019, ma ci avviciniamo tantissimo, per cui diciamo che questo lo possiamo già considerare come l'anno della ripartenza, nonostante diciamo che abbiamo iniziato un po' col freno a mano, ma adesso l'acceleratore è schiacciato al massimo. Sì, frecce tricolori e fuochi artificiali sono stati sospesi per tutta una serie di problematiche, per gli assembramenti, per il controllo delle persone, ma tutte le altre manifestazioni sono programmate, stanno andando avanti e stiamo predisponendo anche un grandissimo Natale con tutta una serie di eventi, manifestazioni, un villaggio di Natale grandissimo, e quindi io invito tutti a venire a Lignano Sabbiadoro anche nel mese di dicembre e gennaio, perché durerà fino a fine gennaio, perché ci sarà sempre qualcosa da vedere, qualcosa di veramente interessante. Quindi vi aspettiamo, perché siamo aperti e saranno aperti anche tantissimi locali proprio per poter dare un'ospitalità ai turisti all'altezza della situazione. Abbiamo appena concluso la seconda stagione estiva in epoca Covid. Abbiamo iniziato questa stagione aspettandoci di affrontare nuovamente le complessità simili a quella dell'estate 2020, complessità che derivavano dai protocolli che mutavano continuamente, però abbiamo quest'anno avuto la consapevolezza che le riaperture erano riaperture definitive. Questa consapevolezza ha permesso a un turismo individuale, a un turismo organizzato, di poter ripartire nel modo migliore. Il mese di giugno è stato un mese lento, con un avvicinamento alla vacanza da parte del turismo organizzato e del turismo individuale rallentato dalle incertezze. Il mese di luglio è stato un mese simile a quello del luglio 2019, invece c'è stata una forte impennata nel mese di agosto con degli incrementi notevoli per le due destinazioni, mare e montagna. Credo che la montagna, che ha registrato delle percentuali di crescita nel mese di agosto importantissime, derivino anche dalle promozioni che la Regione ci ha concesso, ovvero sia la politica del Turesta. È stata una politica che ha agevolato il turismo di prossimità e ha agevolato anche la vacanza in montagna. Quindi turismo organizzato ripartito, possiamo dire che ormai è ripartito definitivamente. Il turismo individuale aveva fame di vacanza e ha dimostrato attraverso soprattutto la prossimità, i vacanzieri della nostra regione, che si può crescere. Quindi massima soddisfazione. Crediamo che la stagione invernale per la montagna sia una stagione del tutto normale. Nella normalità pensiamo che sia importante capitalizzare quel turismo di prossimità che abbiamo acquisito in questi ultimi 2 anni, e incrementandolo con un turismo internazionale che sicuramente riprenderà come in epoca pre-Covid. Per cui siamo entusiasti di questa ripartenza e guardiamo al 2022 come guardavamo nel 2019 e il 2020, quindi con una tendenza verso una crescita sostenibile, una crescita internazionale, una crescita delle nostre destinazioni, perché le nostre destinazioni dimostrano una loro competitività sui mercati internazionali. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.